Questa è la situazione all'asilo nido Il Glicine, in fondamenta della Misericordia a Venezia alle 16:50 del 14 giugno, durante il violento temporale abbattutosi sulla città. A documentarla l'avvocato Marco Sitrana, animatore dei comitati per la separazione tra Mestre e Venezia e padre di uno dei piccoli ospiti. Postato su Facebook qualche ora dopo, il video ha avuto centinaia di condivisioni, suscitando la piccata reazione dell'assessore ai lavori pubblici Francesca Zaccariotto. Nessun problema strutturale, puntualizza, si è trattato solo di un pluviale ostruito per la presenza di sporco. Sitrana non ha girato quel video per un obiettivo civico, ma solo per alimentare una personale battaglia politica. Ma dalle file del Consiglio Comunale i 5 Stelle attaccano. C'è un evidente tema di mancanza di manutenzione negli asili del Comune. Esistono troppe poche risorse messe a bilancio. Per quanto riguarda la terraferma, le risorse messe a bilancio non sono certe, sono aleatorie perché provengono dalle vendite, quindi non si sa neanche se ci siano. Ancora più grave, argomenta Elena La Rocca, la mancanza di personale che in situazioni di emergenza può rivelarsi addirittura pericolosa. In presenza di scarsità di personale, cioè educatrici in numero non sufficiente a garantire il controllo dei bambini, se si verificano degli incidenti o appunto degli eventi imprevisti come quello di ieri, non siamo certi che appunto i bimbi siano in sicurezza. Durante l'ultima commissione, informa la consigliera, una maestra ha segnalato che un asilo nido non ha superato positivamente l'esercitazione antincendio. I tempi di evacuazione si sono rivelati troppo lunghi. Se c'è bisogno di evacuare velocemente un'educatrice con 11, 12, 15 o anche 20 bambini, come denunciano i genitori, può da sola evacuare in tempi ragionevoli? Questa è la nostra domanda.